Benvenuti, oggi è sabato 15 luglio 2023. Il sole sorge alle 5:50 e tramonta alle 20:21. La luna sorge alle 22:13 e cala alle 7:26. Oggi si celebra San Bonaventura. Il nome Bonaventura ha origine latina e significa buona fortuna. Il suo numero fortunato è l'1, il colore il giallo, la pietra il berillo e il metallo il rame. Ah, i giornali, quelli che dicono essere superati, fuori moda. Ma sapete che vi dico io? La carta da giornale può darvi una mano, o meglio un foglio, contro gli odori indesiderati del frigo. Basta prendere un po' di giornale e metterlo nel cassetto della frutta per assorbire gli odori. Ovviamente ricordatevi di cambiarlo di tanto in tanto per mantenere il frigo sempre fresco e pulito. Sono 41 le candeline per l'attrice Laura Chiatti. Abbandonato il primo amore per il canto, dopo aver inciso 2 dischi in inglese, debutta in TV nella soap-opera Un posto al sole, per poi trovare spazio in altre serie come Carabinieri e Incantesimo. Sul grande schermo, dopo piccole parti, ottiene il ruolo da protagonista nel 2005 in Passo a 2, spiccando il volo l'anno seguente nel film L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino. Dal 2014 è sposata con l'attore Marco Bocci. Festeggia 60 anni Brigitte Nielsen, attrice, modella e conduttrice televisiva e cantante. Icona sexy negli anni '80, al cinema debutta al fianco di 2 celebri duri di Hollywood, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Vanta una menzione nel Guinness dei primati come attrice protagonista più alta, 1,85 m, insieme con Geena Davis. Infine oggi compie 55 anni Rosalinda Celentano, figlia d'arte del molleggiato Adriano e di Claudia Mori. Cantante, attrice, personaggio TV, dopo la partecipazione a Sanremo Giovani all'inizio degli anni 90 e le apparizioni al cinema con Treni di panna e Le donne non vogliono più, si è cimentata nella conduzione di Video One con DJ Roberto Nofri e come ballerina a Ballando con le stelle. Sono molte le celebrità che hanno ammesso di digitare il proprio nome sulla barra di ricerca per leggere tutti i commenti degli utenti su di loro. Sì, anche le star sono curiose di scoprire cosa si dice su di loro su Twitter. Parlando di Twitter, facciamo un salto indietro al 15 luglio del 2006, quando ho fatto il suo ingresso nel mondo dei social. Ognuno può scrivere sulla propria pagina messaggi con la lunghezza massima di 140 caratteri, diventati 280 dal 2017. Il nome Twitter deriva dall'inglese to tweet, cinguettare, e richiama la forma concisa di ogni post, paragonato a un cinguettio. Sapete che molti esperti consigliano alle future mamme di ascoltare la musica di Mozart durante la gravidanza? Pare che possa avere effetti positivi sullo sviluppo del bambino nell'utero. Si dice che la musica di Mozart possa stimolare il cervello del feto e favorire la sua crescita. Quindi, mamme in attesa, non dimenticate di mettere le cuffie. Chissà, potreste avere in pancia il prossimo genio della musica. Preparatevi a un viaggio tra le costellazioni con l'oroscopo di Marco Amato. Buon weekend ai 12. La luna in gemelli oggi ci vuole tutti fare uscire. Vediamo. Ariete, di uscire siete assolutamente in pole position, propositivi e allegri come non mai. In questi giorni state recuperando moltissimo della vostra allegria e della vostra passionalità. Benissimo, stasera è assolutamente di rigore vedere amici ed ridere e divertirsi. Toro, la giornata di oggi vi dà una visione chiara di come volete gestire questo weekend con i vostri sentimenti e avvinti da una passione intrigante, a volte anche estenuante. Gemelli, la luna ancora nei vostri gradi vi fa entrare in un weekend pieno di allegria e di socialità, soddisfatti perché durante la settimana avete svolto un ottimo lavoro, ma siete anche riusciti a pensare ai sentimenti, anche a chiarirvi, a comunicare. Stasera si ride. Cancro, giornata oggi che prevede un ripensamento plutonico sul vostro sole e che quindi vi rende un pochino sospesi, ma il sestile a Urano vi riuscirà a dinamizzare in serata, quindi via, cambiatevi d'abito e andate.
Leone, giornata oggi all'insegna di un buon assist amicale, proprio perché qualcuno vi vede un po' stressati, farà di tutto per strapparvi un sorriso. Il mondo amicale è sempre un tesoro prezioso a cui attingerete volentierissimo. Vergine, giornata oggi che vede una quadratura della Luna che vi fa riflettere un po'. Ciò che rimane del vostro weekend così strutturato e ben organizzato sarà ciò che i vostri affetti e quello che avete seminato vi tradurranno in termini di presenza. Ritagliate un po' di spazio per la famiglia. Bilancia, la giornata di oggi prevede ancora una luna splendida che vi fa brillare ed eccovi presi da sentimenti, da una certa nostalgia del passato, ma anche dall'esigenza di rivedere gli ultimi anni della vostra vita e pensarci un po' su. Scorpione, la giornata di oggi è una giornata abbastanza leggera. Marte, vostro amico, vi aiuta ad avere un rapporto migliore col vostro corpo, con la vostra sensualità e probabilmente questo weekend sarà proprio dedicato al fuoco della passione. Sagittario, seppure Marte vi è nemico, Venere ancora tenderebbe a farvi da guardiana, da amica e vi raccomanda soprattutto di dedicarvi al vostro interesse affettivo, forse perché siete stati un po' delusi sentimentalmente nell'ultimo periodo, stasera avrete modo comunque di recuperare. Capricorno, una giornata oggi che vede l'opposizione del Sole come protagonista, è come se vi proiettaste su un qualcosa di più sentimentale, come se voi stessi riconosceste i cambiamenti che per amore avete saputo fare prima di tutto dentro di voi. Acquario, la luna ancora amica vi tira su e voi sornioni sgattaiolate in un'altra delle vostre avventure. Dopo una settimana in cui siete stati più o meno latitanti ma molto produttivi e fantasiosi, eccovi di nuovo curare la comunicazione e l'immagine e anche essere un po' più aperti nei confronti del sociale. Pesci, la quadratura della Luna in serata vi abbandonerà e probabilmente tirerete un sospiro di sollievo, anche se la giornata di sabato sarà comunque impegnata tra affetti familiari e cose da fare che non avete potuto fare durante la settimana, la serata vi ricompenserà. Se dico Lupin, Lupin, incorreggibile, vi ricordo qualcosa? Le avventure di Lupin, il ladro gentiluomo più celebre della letteratura, creato dallo scrittore Maurice Leblanc. Iniziano il 15 luglio del 1905 sul numero 6 della rivista Je sais tout. Il nome originario era Arsène Lupin, poi mutato in Lupin in seguito alle proteste di un politico francese omonimo del personaggio. Le storie di Lupin hanno ispirato film, manga, anime e una serie TV, diventando un fenomeno di culto. Se vostro padre è un grande cantante o vostra madre una brava ballerina, c'è una buona possibilità che voi abbiate ereditato lo stesso talento. Ovviamente non si tratta solo di talenti, ma anche di personalità. Per esempio, se io sono così cocciuta, posso dire grazie alla mia adorata mamma. Ed è proprio per questo che in certe situazioni diciamo "the apple doesn't fall far from the tree", o come diremmo in italiano, la mela non cade lontano dall'albero. Ci ricorda quanto siamo influenzati dai nostri genitori. Dopo aver seguito l'Almanacco in TV, non dimenticate di visitare il nostro canale YouTube Sicilia Play, dove potrete rivedere tutte le puntate. Il matto di oggi è Max Jacob. La sua vita oscillò tra santità e trasgressione. Da bambino fu rapito dagli zingari e liberato alcuni anni dopo davanti a una scuola. A Montmartre fece amicizia con artisti come Picasso, Apollinaire e Modigliani. Insomma, proprio tre a caso. Nonostante la sua povertà, Max dipingeva e indossava abiti eleganti regalati dal padre sarto. Aveva il desiderio di diventare un santo e dichiarò di aver avuto una visione di Cristo. Quindi si convertì al cattolicesimo e si ritirò in un convento. Tornò a Parigi e visse un periodo contraddistinto da comportamenti considerati criminosi, come relazioni omosessuali e l'uso di droghe e alcol. Alla fine fu arrestato dalla Gestapo come ebreo e internato in un campo di concentramento, dove morì di broncopolmonite.
Ci salutiamo con la frase del giorno. Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto, devi fare qualcosa che non hai mai fatto. Arrivederci a domani con una nuova puntata dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Naomi.